cosa facciamo oggi da mangiare? Allora, oggi facciamo il pane untinano. Specialità? Sarda. Prendiamo il pane, questo, mettiamo in uno spiedo, mettiamo il lardo e la salsiccia, lo facciamo sciogliere piano piano sul fuoco. Poi lo prendiamo e lo untiniamo, lo ungiamo. Lo ungiamo, molto bene. Poi lo mangiamo. E beh, direi di sì. Qua c'è un rinforzino per Astemmi. Eh sì. Non sono accettati i vegani in questo, No, in questa decisamente serata. no. E qua stiamo preparando il fuoco. Correzione, il pane untinano lo faremo su questo camino. Sì. Camino, giusto? Sì, Sì, un barbecue. In base, vedi, ci sono le cose per le griglie, questa è la griglia. La griglia. E dopo vediamo come si fa. Potevi toglierlo questo però. Lo togliete? Cosa siete senza? Ti ho detto un po' di salame? Molto brava. Spuntino. Una fase importante di questa pietanza è pulire gli spiedi. Adesso Mastro Antonello ci farà vedere come si pulisce uno spiedo. Col fuoco. Possibile. Tutto qua. Ora è una disinfettata, così passa lo straccio. E questa ammazza i microbi. Non c'è candeggina o una mucchina che tenga, no, diciamo. niente. È caldo? Oh, quello se lo fa pensare. Mentre la signora Elisa sta apparecchiando la tavola, Mastro Antonello adesso ci farà vedere come si fa lo spiedo. Sul freezer. Lardo fatto in casa. Dell'altro sono lui su Bavone, quanto? Quello lì, quello che c'è dentro, no, che c'è su anche. Ah. Questo non basta. Ehi, mica, ha voglia. Beh, Benvenuti! Va bene, tu, la prego, buonasera. buonasera. Ciao! Ma qua abbiamo anche... Ah, suppongo. Mi, indonidente mica a Milano, non ti ne vai. Ormai è finito. Metti il frigo, sì. Il frigo è dentro di te. Apri e trova un posto. Vabbè. Sempre che viene. Che cosa sta aspettando? Salsiccia? Me la pone su, nello spiedo. Non si vede. E allora facciamo. Adesso parte la infilzatura. Ho paura che Avanti. ammazza. Sì, c'è Avanti un'ansia, popolo. perché sai, Ah, cazzo di cazzo. qui abbiamo l'esperto. Scusate. Per le salsicce. Ah. Niente. Infilala bene. Io sono un mastro mi killer. Macchina per dire. Voglio così. Ehi, provare per credere. Io sono un maestro per infilare. Sì, Te sì. l'ho detto. Qua c'è del professionismo, insomma. Non è che perché faccio il tranviere che non mi fa. Non ci si dimentica dei... Penso 3 kg di pasta, poi maialetto, agnello. Io ho detto, Dilla sempre su quel po'. Dilla io. Bell'esemplare. Micio? No, è venuto da No, Piazza Duomo ieri. È venuto con EasyJet. però torna in mare, a nuoto. La me facche. Altro che sì. Non è me. Non deve essere bello, deve essere buono. Ma noi confidiamo molto nel... La babà.
Allora, fase 1, scalda il pane. Aspettiamo un po' che scenda la braccia. Andiamo a gruppi di 3. Ma Ok. che Ma tu lavori in una canzone di Dino, quindi. Sì. Aspetta, facciamo una cosa. Ti lascio un biglietto, poi ci sentiamo, perché noi facciamo un salone nautico a Porto. Vieni, non mi freghi, non mi freghi. E dicevo, guarda che si tocca lui, non mi freghi. Come cazzo, Ma perché tu c'hai paura? Non mi ricordo. Eh sì, io non sono capace a nuotare. ma in Qatar è quello Ma strano. galleggia però, dai. Ma Vai. l'acqua del Qatar è diversa. Non è bagnata, è un bagnato secco. Poi non era quell'acqua che si vede come la nostra, era un po' torbida. Faceva, a me mi freghi. Bocca ti Ti cade quel dio cane. Non lo dica. Come va, Mastro? È un po' asciutto. Milanetto, È asciutto? Andiamo ad andare a provvedere. Come stiamo andando? Non lo so, mi devo far vedere martedì. Tra un po' lo spiedo? Adesso passiamo allo spiedo. Dov'è? Sei un po' arso, vero? Bisogna idratarsi in questi casi. È molto asciutto, sì. Vero? Senta, è molto asciutto. Se fa Io non avevo già diventato tutto quello che poteva diventare. Pozzo, ma che tu sei di Pozzo? Mica tra un po' ripassiamo, Io sono di Pozzo È Maggiore. proprio lì, guarda. Proprio lì. Tieni. Ti avvisi, dovrò avvisare. È lì. No, ti avvisa lui. Nel caso ti avviso io perché ti lascio. Ti avviso. Me lo togli questo? De chi è stato? Tu? No. Divisa. Tra una facoltà con 20 È milioni. ora di fare sul serio? Gio. È l'ora di fare sul segno. Molto bene. Se riusciamo a gestire questi 4 pezzi di legno. Beh, insomma, altro che, li ho portati io. Sono andato a vedere al Politecnico di Milano, ho vinto la borsa di studio. Deve fare questa pinza, Giorno. Sono entrato in Ce la fai come l'hanno tolta? Non va bene, Non so dove l'abbiamo messa. Vado in architettura. Ah, è Poi con la bello. borsa di studio mi hanno proposto Torino, Genova, Parigi, mi hanno promosso. Ah, che bello. Eh sì, Lui come... Oh, finalmente iniziamo a fare sul serio. siamo al superiore. Spiega un po' cosa sta facendo. Ora il mastro Giovanni Antonio sta mettendo gli spiedi con salsiccia e lardo sul fuoco in modo che piano piano inizia a gocciolare, a sudare lardo e poi quando inizia a sudare viene battuto sul pane. Sì. Il nome di questa pietanza novudorese, sì. Sì, un po' sardo perché lo fanno un po' dappertutto. Esatto, si chiama pane untinao. Pane unto. Pane unto. Quello che ho visto io che posso dire. Sicuramente non questo. Chissà quanti figli hanno in giro per il mondo. Quanti figli hanno in giro per il mondo. È vero. 100 km dal campo base per Babbo, ho finito. E mandi, papi! Qua ha finito acqua. Io direi di lasciare perdere un po' l'alcol per un po'. Io appena iniziato. Sì, con le borse di Luigi. Sì, ma guarda che ne puoi fare a meno di queste cose anche. Io un po' neanche metterti le scarpe. Sa che sono arrivati. E invece? Invece cazzo. Meccanica Vediana con la borsa di Luigi. Questo ti ubriachi? Ora che finisci, ora che inizi a mangiare questo qua, sei baby, ciao. Sei ubriaco. Vuole ancora birra, vino? Andiamo lì. Tutte le volte che vengo è un no, cazzo, vengo in Sardegna subito. Che cazzo fa guerra con tuo nipote? Cazzo quel Marco Antonio. Andrea, Te la ricordi Gilda che c'aveva la bovetta, cazzo? Figlio di Gino, come si chiama? si ingrassa. E a volte avete stato un Ti ho visto che lo stavi mangiando di nascosto, Questo è pronto? magari da montare. Se no si asciuga. io c'ho una straccia. Sei stanca? Vabbè. Torre di corso, io non Vabbè, dai, quella questa te la mangi subatto, tu. cazzo. No, lavoro me la Dammi qui.
Perché sei vestito anni 80, 90? Squisitezza? Molto bene. Ma te ne sono accettato. Com'è? Allora, Va bene? tenila al caldo. Molto bene. Al caldo doveva tenerla. Salve. E dove la tengo al caldo? Così la fredda. Ancora? Sì. Vedi che non ce n'è. Fai su un muccaluto. No. Ma questo non è scotto però. E lo rimettiamo adesso. Infatti devo mettere la ladra tipo. Anche questo deve spaccare. Sei la cosa più bella che penso che siano le cose più belle della vita un po'. Vabbè, alla fine a una certa età. Può regalarti. A una certa età è quello. Aspetta, ma attenta. Questo sta più grande. No, più piccolo. Non sei mica ti denuncio io. Passami da... Sulla scatola c'è scritto rosso, ma è Brunello in Però sai, è montaggino. masalato. Mas, com'è allora? È un po' sì. Posso bestemmiare? Aspetta. No. Sì, è tutto buonissimo. Tutto buono? Allora, è un po' freddo. Diciamoci la verità. È freddo?